Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella live del vostro Maledetto Veneziano. Oggi parleremo di quelli della vecchia scuola, quei esoteristi che sono anche anime antiche, che predicano bene e razzolano anche bene. E poi ci sono quelli da New Age, quelli anime giovani, no? Quelli che praticamente sui social promettono di camminare sull'acqua, risuscitare i morti in 3 giorni e quant'altro. Ma prima di fare questo, vostro Maledetto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di YouTube di Hildegarda, il canale YouTube del vostro Maledetto Veneziano, e magari se lasciate un bel like, non si offende nessuno, un bel super like. E poi vi ricordo che nel sito capitano.altavista.org i link sono sotto qui in descrizione, potete pure scaricare gratuitamente una ventina di ebook. Il vostro Marietto ha già dato più di 2 milioni di circuiti radionici, quadranti radiostesici in più o meno 5 anni. Ciao Maria, grazie di avermi salutato al canale del Marietto Veneziano. Bene, parliamo un po' di quelli della vecchia scuola, quelli che ormai hanno 50 anni, 60 anni e sono cresciuti a pane ed esoterismo, o di notte in eterico, in astrale, oppure anche nella vita pratica. C'è chi ne ha fatto una professione a tempo pieno, c'è chi ha sempre lavorato dietro le quinte e poi magari in futuro ne farà una professione. E poi invece ci sono quell'altro gruppo di esoteristi mordi fuggi, quelli che nascono, che magari qualche anno prima li hanno prese forze dell'ordine a rubare le radio e visto che il padre faceva il maghetto, si sono riciclati un riciclato sicuro, no? E questi personaggi che promettono, come si suol dire, fuoco e fiamma, cioè partono tutti incendiari, però alla fine diventeranno tutti pompieri. Proprio perché sono anime fresche che vogliono in un certo senso raggiungere subito qualcosa a livello economico e quindi fanno patti molto importanti con entità basse e di conseguenza portano il proprio committente nel basso strano. Ci sono quelli che sul tubo dicono: no, non preoccupate, noi abbiamo Sicili, quando noi operiamo per voi il colpo lo prendiamo noi. Signori, io vi assicuro che quando si fanno le pulizie ragioniche delle persone, alcune volte, non sempre, perché alcune persone non hanno dei legami forti, ma alcune hanno proprio, senza che loro se ne rendano conto, magari non è neanche colpa loro, ma è colpa dei loro ami, hanno dei legami così forti che alcune volte il vostro marietto per una settimana non resta tanto bene, proprio perché al di là della luce colorata bisogna dargli gomito, olio e gomito, no? E quindi è chiaro che succede spesso che magari in consulenza una persona mi chiede: ma quanto tempo ci vuole per raggiungere un determinato risultato? E io gli ho sempre detto a tutti 9 mesi, come base, come base. Ci sono guerre, lavori che durano 30 anni. Lo spiego sempre ai miei committenti che ci sono chiese di Stato che è da 2000 anni che continuano a ritualizzare il sabato, la domenica, e quando non possono ritualizzare il sabato e domenica mettono lì le signore anziane a fare i rosari. E questi cosa sono? Chiaramente sono rituali propiziatori. Quindi è chiaro che se loro fanno così, che sono i più potenti del mondo, uno che va a ascoltare uno che gli promette che in 7 giorni fa camminare sull'acqua, gli fa tornare l'amata e pifite paffite, se non lo fanno quelli là che sono da 2000 anni a potere, capite che c'è qualcosa da qualche parte che non suona bene. E quindi capita spesso che arrivo dal marietto e mi dico: "Ma perché tu non fai così?" "Ma perché io non voglio portare nessuno nel basso astrale e me ne sto ben lontano da quello lì." Io ho già rifiutato 2 volte 2 lavori super e tutti mi dicevano che ero pazzo, però alla distanza il maledetto ha avuto l'aveva detto e ha avuto ragione. Quindi la differenza sostanziale sta nel fatto che una categoria. Ciao Giuseppe e ciao Cata, grazie dei saluti. Giuseppe, non ti ho risposto su WhatsApp, per il semplice fatto che ho fatto un saluto generale a tutti, se no mi tocca a rispondere a 100.000 persone singolarmente. Grazie Giuseppe degli auguri di buon anno, grazie Cata e grazie Maria. Quindi capite, cari miei, c'è un tipo di lavoro che è costante, magari durerà anni, no? Come esoterista. E poi ci sono questi che magari entrano nei gruppi social e qualsiasi tipo social, e sono questi qui voodoo e poi nomi strani che arrivano da poi ti fanno scendere la luce colorata a destra e a sinistra. Io l'ho spiegato quella roba lì,
sono luce colorata del cielo, no, magari la mandiamo in Libia, in Siria, lì sì che ce n'è di bisogno, magari qualche genio basso che fermi quella roba lì, perché la gente lì vede veramente il 2012, l'ascensione e la rivoluzione solare, però di fosforo bianco e a tritolo da 1 tonnellata l'una. Però noi che siamo qui ancora, che viviamo relativamente una pace, anche se ve l'ho spiegato nelle varie pillole che è una guerra sotterranea e trasversale, è chiaro che almeno quelli della vecchia scuola, quelli della vecchia guardia, quelli dei vecchi modi, no, magari di rituali di 30.000 anni fa, usano altri tempi e di conseguenza quando alcuni mi chiedono: "Ma come mai quello là in 7 giorni o no 20 giorni, 28 giorni?" No? Guardi, l'unica cosa che uno della vecchia scuola ha in relazione con uno di questi newaggianti, come si suol dire, è il costo dei materiali, perché il costo dei materiali, se il newaggiante effettivamente lo fa, no, effettivamente non dice favole. Il costo c'è, perché i materiali costano, materiali di certa qualità, delle lavorazioni costano, poi bisogna vedere se quello lo fa. Però è vero, quando bisogna far certi lavori, certi costi non si possono saltare. Però che lui chiami entità basse, no, a raggiungere certi risultati, questo è chiaro. Però dopo, se voi avete letto ad esempio il mago Frabrato, che m'ha detto consiglia sempre, proprio perché quello è l'inizio, tanto per dare un'idea alle persone, la realtà dei fatti, cioè comanda l'eterico in questo mondo, no, il mio vecchio, vero, diceva: "Chi comanda l'eterico comanda il mondo". Non si può saltare via, e l'hanno scoperto anche le crisi di Stato, visto che da 2000 anni non sanno più cosa inventarsi, ogni 500 anni inventano un santino nuovo, una Madonna nuova, e via dicendo, no, poi ogni tanto c'è il sangue di San Gennaro che mischia un po' le cose e via dicendo. Però se uno si basa con un esoterista della vecchia scuola, ci sono dei costi, ci sono delle tempistiche, ma alla fine la cosa è tranquilla. Se uno si basa invece in questi fuochi d'artificio o in questi pezzi di filo di ferro arrotolati in dentro con, come si dice, gli intenti e roba del genere, ma scusate, no, detto fra me e te che mi stai guardando, ma scusa, gli egiziani 30.000 anni fa, che avevano già il frigo, l'elettricità, se che potevano viaggiare nel tempo e nello spazio, ma se avessero saputo che quella cosa lì avrebbe funzionato, non ne avremmo trovato in giro qualcosina. Capite che non ci sta. Sono cose da new age che friggono le persone, anche perché spesso, volentieri, alcuni miei committenti, oltre a dirmi le tempistiche, poi sapete, sono anche un po' imbarazzati perché quando gli spiego le cose si rendono conto che hanno rischiato grosso magari a spendere una cifra importante per pensare che in 28 giorni una persona si piega a volere. Ci vogliono anni, 9 mesi perché il lavoro entri in funzione e poi anni per il fatto che la cosa si sviluppi bene, ma si deve sviluppare bene. Poi un'altra cosa importante: quando un'attività deve sempre fare dei riti di, ma anche un lavoro, un lavoro importante, deve sempre fare dei riti di protezione. Anni fa io spiegavo queste cose al mio committente, poi è entrato in politica, cioè è entrato in politica, si è avvicinato a politica e ha visto che alcuni politici di certo livello hanno sempre dei, come si suol dire, referenti, esoterici, esoteristi, cioè hanno dei guardie del corpo, chiaramente io sto parlando di personaggi di una certa qualità politica, non sto parlando del venduto che cerca di fare 15.000 €, sto parlando di gente navigata, no, anche perché mi hanno chiesto anche a me di andare a far parte di quello staff 20 anni fa. Ma il vostro marietto sapete come il marietto l'ha detto, quindi sta sempre lontano da quelle cosine lì. Beh, comunque, quando uno entra in certi livelli della politica si rende conto che ci sono certe dinamiche e non si può fare a meno. E voi pensate che questi qui in 28 giorni, questi politici se li tengono stretti. Mi ricordo che un giorno è venuto, sto parlando del 2003, è venuto a parlare una politica di peso italiana, ma proprio è partita da Napoli ed è arrivato lì con un signore nel mio ufficio, no, a un certo punto questo qui era un veggente, no, ehm, perché questa politica non credeva che era Marietta, no, è entrata nel mio ufficio, mi aveva preso per uno scemo, proprio così, lei pensava di essere, lui era sbiancato perché aveva capito che questa stava, per andare al campetto e lui è sbiancato perché chiaramente questi vengono da Napoli, questo qui sapete com'era
abituate a parlare con gente che pensava che fossero microbi in confronto a lei. Quando lui è sbiancato, lei ha fatto una retromarcia furiosa, il giorno dopo è tornato a chiedermi scusa, sai, non pensavo per il tuo, destra e sinistra. Però lui mi ha detto, sai, è incredibile, ma è lui diceva a lei questa cosa qua. Allora il problema che cos'è? Che quelle della vecchia scuola non è che se la tirano tanto. Adesso io purtroppo ho visto i tempi che ci sono, devo scendere nel tubo, come diceva quel scendiamo in campo, perché sennò la gente qui viene, capito? Mi fanno i rotolini come il mago fregato. La gente si deve un attimino svegliare, deve riuscire a capire che se non stiamo insieme periremo singolarmente, no? E l'esoterismo bisogna attivarlo, cioè qualcuno deve muoversi e dare una spinta alla gente. I politici sono arrivati prima, però loro usano gente della vecchia scuola, sono tutti personaggi della vecchia scuola. E chiaramente alcuni hanno deciso come karma di aiutare questi politici qua, che sono la prima, cioè non è che sono la prima, come si dice, i più scarsi. Quelli sono quelli di lungo corso, quelli che hanno i parenti che erano politici, magari in dinastie prima erano conti, baroni, insomma, sono gente di peso che sanno. Gli altri invece, quelli che vedete che entrano e escono come le porte scorrevoli nel Parlamento, quelli chiaramente sono gente che purtroppo hanno un karma pesante, vanno giù e non poi andranno a basso strame. Ma quelli di cui sto parlando io, tutti si basano chiaramente su esoterici di, come si dice, della vecchia scuola, della vecchia guardia. Magari sono giovani fisicamente, ma la loro anima. Invece quando arriva gente nei committenti, ma soprattutto giovani, no? Che un po' le hanno provate un po' tutte, no? E vanno da esoteristi che gli dico, guarda, in 28 giorni, e poi dopo 28 giorni ho speso 4.000 euro, non è successo niente. Capite che quando vengono a me gli spiego, guarda che è possibile fare una cosa così, cioè puoi, però vai a toccare delle entità che poi fra 3 anni magari attraversi le strade, le strisce pedonali ti arriva giù una meteorite. O poi, come è successo altre volte, io ho visto ragazzi giovani fare la curva dritta perché i genitori avevano fatto i furbetti. Capite? Allora bisogna sempre stare lontano da quelli che non sono della vecchia scuola, anche perché magari hanno il colpo fortunato, oppure quegli altri che ma signori, ma quei buffoni che si fanno scrivere sui social, fanno i screenshot delle, come si dice, delle proprie chat, da te funziona. Ma qui bisogna essere tutti nel seggiolone piccolini. Cioè, abbiamo l'Italia che sta crollando, no? Cioè, ci stanno smantellando centimetro dopo centimetro l'economia, no? E la gente va a fare gli screenshot delle chat. Tu mi hai salvato, se tu di qua, tu di là, tu a destra, tu a sinistra. Ma signore, ma qui bisogna essere caduti 6 mesi del seggiolone per fare certe cose. Io quando alcune volte ho visto queste cose qui di Maghetti che si facevano queste pubblicità, sapete, ho avuto committenti, mi dicevo, devo dire cosa hai fatto perché funziona, lascia stare che mi sembra un po' un circo questo. Quindi il mio consiglio è scaricate i circuiti del Marietto veneziano e ricordatevi che i lavori durano almeno 9 mesi. Poi chi ha le ditte, se è intelligente e ha la possibilità finanziaria, fa dei riti propiziatori, perché è il minimo, perché oggi se tu nasci che è qualcosa, la mattina stessa qualcuno te la vuole portare via. Lo diceva Osho, ma lo vedono tutti, no? Quindi il consiglio vostro Marietto è attivate tutti i circuiti in modo gratuito. Se avete qualche euro, fatevi fare una pulizia radionica del legale Marietto veneziano e comprate il ciondoretto. Quello lì sì, che quello lì va bene con tutte le stagioni, funziona e non ve lo può più rubare nessuno. No? E poi se fare, se volete voi, anche da soli i vostri riti, ma almeno per 9 mesi, meno 9 mesi. Perché se no, scusate, se a voi fosse bastato una volta, pensate che la Chiesa di Stato sì, cioè, non riusciamo a spendere soldi tutte le domeniche a mungere la mucca, a farvi andare lì per estrarvi l'energia. L'avrebbe fatto una volta 2000 anni fa, sarebbe a posto. Invece non funziona così. Bisogna sempre stare sul pezzo, bisogna sempre lavorare, bisogna sempre picchiare, non bisogna mai arrendersi e non bisogna credere a quelli che in 28 giorni ti fanno camminare sull'acqua. Poi, lo ripeto, quando usano le energie basse, le cose magari funzionano prima, però c'è sempre un conto da pagare. E il conto da pagare non è che lo pagano loro, in questo caso loro pagheranno alla fine.
lo pagano, i committenti alla distanza, poi arrivano gente che è ammalato, insomma lo vedete anche voi, i più grandi, tra virgolette, e famosi medium, no, a 53, 58 anni sono andati via. Gli altri, quelli di uno certo spessore che non si son mai voluti in un certo senso far vedere, arrivano a un'ottantina, 90 anni, belli freschi come delle rose, e son sempre medium, no, potentissime robe del genere, ma non si sono venduti alla no. Io mi ricordo quando facevo il cameriere che un giorno è venuto un famoso mago, no, e ha fatto una cosa veramente sorprendente. Un mago che andava alla TV, roba del genere, no. Io avevo 23 anni, insomma questo quando mi ha visto si è un po' spaventato, no. Io mi son spaventato per le cose che facevo, perché facevo volar le persone, no, però lui si è spaventato perché sapeva chi era prima il marietto e adesso il marito. Beh, questo qui è andato a una isola dei famosi e si è preso un infarto. Cioè capite? Cioè, per far volare le persone e poi morire di infarto a far l'asino in giro per le TV, capite che poi il basso astrale è lì, che lo sta aspettando. Però capite, cari miei, che non bisogna far volare le persone per 2 un ciocco da rene, bisogna fare le cose con testa e quelli della vecchia scuola hanno la testa, gli altri purtroppo lasciano il tempo che trovano. Bene, grazie cari amici e mi ricordo oggi è il giorno del ringraziamento di Laura Cioffi, Paola Chirilli la Milas che ci hanno sempre aiutato in questi anni, in questo percorso di divulgazione di esoterismo. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.